semplificazione della burocrazia, semplicità e leggerezza, diciamo, in quelli che sono i regolamenti, quindi la possibilità di dare indicazioni veramente pratiche, chiare agli agriturismi e agli operatori in genere, e nel contempo avere anche chiari quelli che sono i limiti oltre cui i controlli devono essere decisamente molto severi. In Veneto gli agriturismo sono 1400, più di un terzo è gestito da donne e da giovani. Ristorazione, accoglienza, ma soprattutto ecoturismo rurale. Ma gli agriturismo della nostra regione sono anche tra i più penalizzati e mortificati per tutta una serie di lacci e laccioli burocratici. E dalla CEA di Venezia arriva una presa di posizione per una revisione della normativa sull'esempio di esperienze di altre regioni. In quest'ottica a Zelarino si è tenuto un confronto tra gli assessori di varie regioni. Siamo partiti con questa alleanza che ha visto la luce a Trento, che si chiama Alleanza delle Alpi, con l'idea di andare ad affrontare tematiche identiche con analoghe modalità. Questo nell'interesse delle popolazioni del nord e con l'idea che questa agricoltura e questa modalità di fare agricoltura siano uniche e tipiche, che vadano salvaguardate e che hanno bisogno però di parlare con un'unica voce. Per esempio su come si fa un lavorato, si fa una marmellata, piuttosto che come requisiti di base dentro l'agriturismo, forse sarebbe meglio averceli uniformemente. Io mi trovo con delle situazioni dove addirittura a livello comunale i regolamenti non consentono di fare delle lavorazioni in un comune e lo consentono in quello di fianco, creando tra agriturismi delle situazioni che non hanno senso. È chiaro che bisogna omogeneizzare le leggi. Noi abbiamo una legge che prevede una zonizzazione, una tabellazione, tutta una serie di prodotti che possono essere consumati all'interno degli agriturismi, perché dobbiamo dare al turista che viene qui dall'estero, che comunque cerca di avvicinarsi al nostro territorio, prodotti che siano certificati, sani e naturalmente certi.